Salve a tutti, risolviamo ora un esercizio riguardante la potenza. Abbiamo una pompa idraulica che prende 50 litri d'acqua ogni minuto da una vasca e li porta in un'altra vasca che si trova a 6 metri più in alto. E ci chiediamo con quanta potenza lavora questa pompa idraulica. Allora, la potenza è il lavoro diviso il tempo, cioè quanto velocemente viene compiuto un lavoro. E allora adesso il tempo qui lo fa ogni minuto, però adesso noi per fare il calcolo ci concentriamo sul tempo di un minuto, perché tanto in 2 minuti farà un lavoro doppio e quindi questa frazione sarà sempre uguale. Quindi adesso noi come tempo proprio prendiamo un minuto, quindi 60 secondi. E guardiamo cosa succede in un minuto, perché poi questa è una media, succede sempre uguale. Allora, che cosa succede ogni minuto? Che solleva una massa di 50 litri d'acqua e la porta più in alto. E quindi cosa fa? Cambia questo lavoro, cos'è? Di cambiare l'energia potenziale a questa acqua. Quindi questo lavoro è uguale alla differenza di energia potenziale, però noi possiamo prenderci come altezza 0 quella a cui partiamo, allora la nostra differenza di energia potenziale è semplicemente energia potenziale all'altezza di 6 metri, così non dobbiamo sottrarre due energie. Quindi questo lavoro è proprio uguale all'energia potenziale all'altezza di 6 metri, quindi qua mettiamo mgh fratto T. E sì, adesso qualcuno dirà che ci manca la massa, però 1 litro d'acqua ha la massa di 1 chilogrammo, questo è importante saperlo. Quindi questi 50 litri sono in realtà 50 kg d'acqua, perché si tratta di acqua, perché è quella densità. Se è un altro materiale no, se è un altro fluido no. Allora giro, adesso qui lo arrotondiamo a 10 metri al secondo quadrato, l'altezza mettiamo 6 metri, tutto fratto 60 secondi. Allora, quindi 6 lo semplifichiamo col 60, che qui otteniamo 10, questo 10 va via con questo 10 e qua ci rimane soltanto 50. Adesso chilogrammo metro su secondo quadrato è newton. Qui abbiamo per metro, newton per metro è joule, fratto secondi, ma joule al secondo è proprio watt. Quindi questa è la potenza di 50 watt. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.